Si sono dati appuntamento per pregare per lei subito dopo l'incidente e lo faranno anche in serata nella chiesa di Sant'Andrea. È grande il dolore nella comunità della frazione di Campodarsego per Gianna Miozzo Donà, dove la sua famiglia e gli amici piangono per la sua tragica e improvvisa scomparsa. Erano le 18 di giovedì quando in via Bassa Prima, a una manciata di metri da casa, la donna di 67 anni è stata investita mentre con la sua bici stava attraversando la strada. Dal centro della frazione di Campodarsego sopraggiungeva un'auto condotta da un 35enne che non è riuscito a evitare lo scontro. Un impatto violentissimo sentito da tutto il paese. Molti si sono precipitati a prestare i primi soccorsi, lo stesso 35enne sotto shock, ma nonostante l'arrivo dei sanitari del SUEM 118 che hanno fatto atterrare anche l'elicottero, per Gianna Miozzo non c'è stato nulla da fare. A condurre le indagini sono gli agenti della Polizia Locale e della Federazione del Campo Sampierese. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati, una notizia che a Sant'Andrea di Campodarsego si è diffusa con grandissima velocità. Gianna Miozzo Donà e la sua famiglia sono conosciutissimi e benvoluti, una donna forte, energica Gianna Miozzo, innamorata della sua famiglia e pronta a mettersi a disposizione degli altri gratuitamente. In parrocchia la 67enne era una catechista attenta e premurosa, volontaria della cucina della Sagra, impegnata in molte attività a servizio degli altri. Un affetto che si è allargato a tutta la sua famiglia che la piange e a cui si sono stretti, tra gli altri, il sindaco Walter Gallo e il Campodarsego Calcio, di cui il marito è dirigente. In segno di lutto e vicinanza, la Proloco di Sant'Andrea ha anche annullato i fuochi artificiali previsti durante la festa in corso in questi giorni.